Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante Veneziano, siamo su F1 17, finalmente ragazzi, e si parte dalla McLaren Honda. Io voglio riportarla in alto, voglio tentare l'impresa. Come per l'anno scorso, alla prova libera fai panico devastante, nel senso devo abituarmi in maniera veramente importante. E intanto siamo a livello maestro, con calma, poi devo tenere la traiettoria perché ha tutta un'altra guidabilità, però prometto che la levo come facevo ai vecchi tempi, però usavo anche un livello più scarso. Parliamo di Formula 1 13 così. Vabbè, qua ok, ora migliorie. Cioè, io penso che il problema della McLaren, miglioria consigliata, è il motore. Beh, è chiaro perché penso che siamo scarsissimi sul motore. Vediamo come cazzo si capisce. Resistenza, telai, aerodinamica, propulso. Oh, sì, andiamo qua secchi. E infatti, ora siamo ultimissimi. Ok. Allora, su che cazzo devo fare? Nell'idea della fabbrica che ottimizza l'efficienza che implica il 10% contro risorse in meno. La migliore per il la qualità all'interno della fabbrica riducono il rischio di guasti correlati a nuovi miglioramenti. Ma non capisco la differenza, però. Immediata. Proviamo questa. Perché utilizzo l'efficienza che implica che c'è il 10% di punti. Proviamo, ma si può fare? Ok. Il processo di controllo all'interno della fabbrica. Quant'è questo? Quanto mi costa? 900. Allora, questo lo facciamo. 800. Questo lo facciamo. Facciamo il motore a sbrega. Rischiamo, devo ancora capire un cavolo, però secondo me il motore è troppo scandaloso. Resistenza. Ecco, va bene, dopo qua cercheremo di capire, però che sborra, c'è tanta di quella roba, mamma mia. Vabbè, non ci sono più punti, ok, allora, bene. In corso, ok. Consegna prevista Bahrain, impatto parte minore. Ok. La reputazione attuale, che si sborra la Ferrari mi ama, perché sono italiano, penso. Qua siamo, ammazza c'è la gente qua, figa, bene. Qua le solite cose. Buono raga, ci becchiamo dopo, le qualifiche, Sono un po' preoccupato, il gioco sembra già stellare, però devo veramente ambientarmi. Partiamo 19esimi, però a sto punto possiamo magari vedere, no. Come si dice di... cazzo so... Aspetta, no, che coglione. Ma non posso adesso vedere i pezzi. Ah, ok, eccoci qua. Ora il cambio come messo 7%, va bene. No, migliorie, Dio santo. Power unit. A questo punto potrei prendermi anche la penalità e comprare qualcosa di nuovo, ma vediamo. Usura generale 8%. Ma dove la vedo l'usura? Sarà 6%, 9, 8, 10. Motore combustione. Porterà una penalità. Proviamo. Meno ne ho uno in più.
Ma posso comprare... Scusate, ti sto cercando di capire, cioè io posso... Fammi capire. Cioè, posso comprarmeli per ogni... Spero tanto. E anche il cambio posso. Non capisco se sto perdendo, se posso ogni gara cambiare tutte, cioè prendermene una in più per stare più tranquillo. Ragazzi, spiegatemi questa cosa perché sinceramente non... Cioè, praticamente di solito dipende dalla penalità, tanto parto indietro in griglia, però io comprandomi, come si dice, 5 di ognuno, cioè posso comprarli a ogni gara oppure no? Perché spero di aver fatto una cagata, cazzo. Speriamo, c'è il panico già alla prima gara. Ah no, 5. Ah no, 5 sono quelle massime probabilmente, ok. Ma speriamo sia... No, che palle. Speriamo sia così, ragazzi. Penso sia 5 massimo, perché non me ne ricordo, cioè, non... La parte, questa parte qua della Formula 1 è la parte che seguo meno, perché io sono molto legato alla F1 anni 90, cioè... Tutte ste robe, sinceramente. Allora qua praticamente... Di più di 5, no, ok. Quindi ho fatto la scorta. Quindi io posso mettere anche questo in realtà. Vabbè, teniamo questo intanto, dai. Tanto usuriamo queste qua, dopo ci penseremo, insomma. Vabbè, speriamo di aver fatto una cosa sensata. Cambio, teniamo questo, perché insomma è appena usato, ancora poco. Niente, ci becchiamo in gara, partiamo ultimi. Speriamo bene, spiegatemi perché sta roba l'ho capita ragazzi, ancora. Questa è la strategia di gara, le previsioni sono nuvoloso. Io ripeto, spero di non aver fatto una cagata comprando tutto per ogni pezzo. Se Mario ho sprecato già tutto e non posso più comprare niente, ce l'avevo già nella merda. Vabbè, e comunque andiamo. Speriamo di fare una buona gara, dai. Inizia la stagione, ragazzi. Purtroppo devo saltare l'intro bellissima ufficiale perché per i copyright di merda. Ragazzi, ci siamo. Sta per cominciare la battaglia F117. Vai, raga. 90 su 110 il livello di difficoltà. Va bene per cominciare. Sporo, fioi. Non sono un pro, lo sapete. Siamo con la McLaren, poi. Prima curva del mondiale, prima curva di F117. Mamma mia. Grazie caro, grazie. Siamo su PC, ricordo, siamo con la grafica tutta cannone. Devo un po' prendere le misure perché sono molto più larghe le vetture. Lasciamo passare Perez, va. La miscela grassa non possiamo tenerla come su F1.16 perché se no distruggiamo i componenti. Speriamo di non aver fatto cazzate con le acquisizioni, fioi, se no sono veramente cazzi in tutti i sensi. Abbiamo previsto nuvoloso, ma non è prevista pioggia. Previsioni meteo. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Ok, il vocale va. Già il paletto che se ne va. Devo prendere tanto la mano, fioi, Poi sta McLaren è veramente lenta, lenta, lenta. Abbiamo il motore più scarso del mondiale. Che bello. Vediamo la power unit. Dai. Siamo all'inizio, cazzo. Se mi distrugge subito è veramente sfiga.
Obiettivo comunque 17esimo, questo è il nostro anche di obiettivo. Già prendere la Force India non è semplice. Mamma mia ragazzi. Tra un po' devo anche ricordarmi di passare alla miscela standard perché... Cioè, con le ultra soft non riesco a prendere Perez che è le super soft. Sarà duretta, come all'inizio dell'anno scorso, però stiamo tranquilli. Però l'anno scorso mi sembra che la prima gara ero arrivato quinto, con la Renault. Mamma mia che dura, fioi. Andiamo di standard. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Va bene, tanto nessun ritiro, la gara è cominciata tranquilla. Ma mancano tanti e tanti giri, 27 laps. Questa McLaren è veramente ingolfata, Mi ricordo la prima gara del F1 16, il Red Bull di Verstappen in fiamme, proprio davanti a me. Che non riesco a prendere Perez. Le gomme sono messe bene, l'usura è molto più bassa, L'usura è molto molto più bassa. Comunque veramente bello bello bello, questo F1 ci divertiremo a sbrega, voglio fare le 10 stagioni, speriamo. Finora tutto molto tranquillo. Solo che siamo 16esimi. Non proprio un trionfo per il momento, ma vabbè, stiamo calmi, ancora presto. Attenzione, Sainz ci prova, mamma mia. Gara molto difficile ragazzi, siamo 11esimi, ma anzi 17esimi, facciamo tanta fatica. Anzi abbiamo perso anche la posizione da Alonso, bene. Siamo addirittura... Cazzo no, è vero. Mi sono dimenticato, bene. Ottimo, avevo l'uscita dei box manuale, vaffanculo. Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Mamma mia raga, 19esimi su 20, fioi. Adesso stiamo tranquilli. E vediamo se riusciamo almeno ad arrivare ai 17esimi con qualche ritiro davanti. Possibile che qualche stronzo non si può ritirare. Mi sono anche dimenticato di avere la partenza manuale. Primo ritiro in F1, 17, Jolion Palmer. Palmer fuori in un punto, speriamo la safety car. Tanto Hamilton mi ha doppiato, raga. Sì, Gigione mi ha doppiato. Veramente one disaster. Siamo 16esimi. Hamilton show. Devo veramente mettere in l'ordine delle idee che devo impegnarmi. Adesso è chiaro che domani io sabato parto per la montagna, cercherò di fare 2-3 video e poi riprendo chiaramente appena torno con un sacco di video su F1 per fantacalcio
e più dopo i nuovi giochi che devono uscire. Euro Truck Simulator, che lo riporterò, un po' di simulatori, per il canale tornerà con parecchie simulazioni, che così è nato e così tornerà. Però male, cioè male, perché in realtà siamo 16esimi, le gomme sì mi tengono. Morbide sulla vettura dietro di te. La vettura dietro di te monta gomme super morbide. Io sinceramente sono con miscela magra, tanto che me ne fotte, cioè a sto punto cerco di tenere il più possibile. La Power Unit salva, attenzione, è entrato ai box Alfonso. È entrato ai box. Alfonso ai box, non guadagni niente, vaffanculo va. Fuori Palmer comunque, il primo ritiro di F1, il piccolo Jolian. No, ste robe. Mamma, sta McLaren fa cagare però, Io sto guidando di merda più del solito perché devo abituarmi, però. Sono anche con miscela magra, d'altronde non ho speranze di recuperare. Solo una safety car può riportarmi in corsa per qualche punto, per qualche posizione migliore. Cioè, ecco, in Bahrain, che non so se la prossima, Bahrain e Cina sono delle gare a me favorevoli, bisogna vedere questo nuovo Mi dispiace, raga, come prima gara non c'è tanto pathos, tutte i vaneggi comendiani, il caos, le pazzie, in questa gara non esistono, gara di una piattezza inesagerante. Ho perso contatto da mo' con i primi e sto lottando per arrivare 16esimo, sinceramente. Bandiera blu. Il distacco dalla vettura davanti è 15,4 secondi. Addirittura doppiato, fioi. Vai, andate. Non so neanche se mi è mai successo su Formula 1, cioè, non ho parole, fioi. Sono abbastanza scioccato. Veramente un inizio difficilissimo. Però è anche bello questo, è bello lottare. Adesso piano piano miglioreremo la macchina e il cume torna, ragazzi, non preoccupatevi. Per i miei standard tornerò. Ah, Dio mio. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme ultra morbide. Il distacco dalla vettura dietro di te è... Ah, anch'io ho un altro pit allora. Però anche è vero che stanno tenendo, sarebbe un peccato, cazzo. Non è che perdo anche la sì, non arrivo neanche in obiettivo scuderia. Catroia. Oh. Cioè, la sosta è prevista per che giro? Dal 24 al 28. Adesso vediamo. Gara comunque spina adesso senza nessun colpo di scena, se non quello del Cume che si aspettava di lottare almeno per la 12ª, 13ª posizione. Invece lottiamo per sopravvivere in questo momento. Niente. Sta arrivando anche Pascal. Per guardare il computerino per poco andavo anche fuori. Però sarà veramente dura tenere dietro, anche Verlaine è dura da tenere dietro. Ai ai ai, mamma mia, fai che dura. Sono sento molto diverso dal 2016, Ho solo un'impressione, ma... Mamma mia, lotta con Verlaine. Attenzione, no! Maledetto Verlaine. Si è ritirato anche Ericsson. Adesso noi dovremo farcela fare
Teoricamente. Almeno questo, cazzo, almeno una sosta. E chiudere 26, almeno sì, 26esimi. 16esimi in obiettivo, però che sboro, cioè non fare praticamente battaglia con nessuno dopo il sesto giro mi sembra veramente dura, eh? Vabbè, con calma, Fe. Con calma, se cominciamo subito con grandi risultati, poi è noioso. Quindi è meglio così. Speriamo di fare anzi un anno difficile, così poi mi carico di più ancora, potenzio la McLaren, spacco il culo a tutti. Tanto in Bahrain arrivano novità. Comunque dopo Palmer, Ericsson fuori. Bandiera blu, bandiera blu. Vai. È quinto Hülkenberg, cazzo. Mi hanno proprio asfaltato, inizio veramente pietoso. Vabbè, 3 giri alla fine adesso. 3 laps, 3 laps. Distacco dall'auto davanti, 17,6 secondi. Sono proprio quella miscela magra per non sprecare power unit, sinceramente, tanto ormai è andata, purtroppo. Gara molto difficile. Più che altro gli altri sono partiti a razza, cioè sembra... Cioè, è una roba devastante, Mamma che caldo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Le gomme? Le gomme sono proprio al limite, eh? I pneumatici sono al limite, devo tenere 2 giri però, ti prego. Abbiamo dietro Verlaine. Alla fine adesso sono anche distrutto. Bandiera blu. Dai, passa, però muoviti. Non cercare il duello con la vettura dietro di te, lasciala passare. Sì, un lapse di ritardo. Dai, Verstappen, passa, bravo. Che figurone de merda, però, mamma mia. Veramente non mi aspettavo sì difficoltà, ma non così tante. Ok, possiamo ripassare tranquillamente. Power Unity mi sembra ancora in buone condizioni. Vince Hamilton. Vince Gigi Hamilton. Bel inizio per Gigione. Finisco con un giro di ritardo addirittura. Mamma mia, il morale è sotto i piedi. Spero in supporto sotto il video. Non incazzatevi troppo. Il Cume tornerà super competitivo, ve lo prometto. Per adesso comunque godiamoci il fatto che abbiamo superato l'obiettivo scuderia che era 17esimo. Però la strada è veramente eterna. Sbagliamo anche l'ultima curva, mi sembra giusta. E chiudiamo un gran premio veramente amarissimo per Veneziano, mamma mia. Vabbè, almeno l'obiettivo scuderia. Ecco, lui è contento. Me fa piacere.
Vediamo adesso il podio come è fatto. E vaffanculo Toto. Fanculo Toto, fanculo Toto. Hamilton vince subito. Che bello. Hanno cambiato le animazioni, che figata. E Gigi alza il primo trofeo stagionale veneziano, 16° posto, che purtroppo non basta. Cioè basta per l'obiettivo scuderia, ma non basta il Cume. Finisce qua il Gran Premio. Raga, sotto il comandone veneziano sono un po' triste, ma spero in supporto comendiano perché Fioi è dura, è dura, è dura. Ciao!